Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Rick e oggi vi farò vedere come si fa un cannone. Allora, alzare dei blocchi, così. Allora, il numero dei blocchi non comporta, cioè non è molto importante il numero di blocchi che piazzi. Praticamente non cambia niente. Cambia un cavolo via. Metti le TNT, però non dovete mettere nell'ultimo blocco. Poi mettete qui, questa roba qui, e fate così. Poi qui c'è la TNT che volerà, cioè che volerà via, che farà da cannone. Ci ho messo altri due blocchi per la TNT, posto che qui non resta altro che fare così e vediamoci lo spettacolo. Accendiamo e la TNT, vedi, è sparata, è esplosa in aria, proprio qui è esplosa. Ora vi faccio vedere l'altro cannone che ho già preparato prima, che esplode sulla collinetta, che si vedrà meglio il suo effetto. 1, 2, 3, 4, 5, e si accende questo e questo e si parte. Ok, è esploso in aria qui, vedete? Ora per farvi un esempio faccio tipo una muraglia, spero di colpirla perché non sono molto precisi questi cannonacci qua. Ok, speriamo così, speriamo che non passi nel mezzo. 3, 2, 1 e si parte. Ok, non lo scavalchi, non lo scavalchi, non lo scavalchi, lo scavalchi, cazzaro. Allora, ah, ok, ora funzionerà, ora dovrebbe funzionare. Ok, 1, 2, 3 e 4, così finale, secondo, ok, 1 e 2, e ora esplode. Ok, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate e bella a tutti ragazzi.